Allora, è da poco terminato, che era stato presentato come il big match della giornata di Serie A2, Castiglione-Camaiore. Siamo in compagnia del portiere Marco Bandieri, estremo difensore della squadra versiliese. La sua squadra è stata battuta per 6-1, però io dico è stata una bella partita. Non avete sfruttato alcune occasioni che si sono presentate, specialmente nei tiri diretti, però avete lottato. Il portiere del Castiglione Sait è stato impegnato molto bene, ha ribattuto i tiri. Insomma, la squadra mi sembra abbia lottato. Sì, no, sicuramente la squadra ha lottato. Siamo stati secondo me sfortunati anche sugli episodi, perché sia a inizio primo che a inizio secondo tempo abbiamo praticamente regalato noi 2 gol al Castiglione. Dopo la partita si è indirizzata, qualche episodio un po' dubbio ha favorito loro, poi noi su un contropiede sul 3-1 abbiamo preso un incrocio. Dopo il Castiglione ha rifatto gol 4-1 e secondo me lì la partita è finita. Comunque avete lottato fino in fondo, anche se il risultato forse è un po' troppo pesante. Ora c'è però la prossima settimana un incontro decisivo contro il Sarzana, quindi questa settimana sarà dedicata a preparare al meglio questa partita che non si preannuncia assolutamente facile. No, allora, prima cosa abbiamo l'impegno della Coppa Italia sabato, domenica a Trissino. Secondo me questo impegno ci ha portato via tantissime energie mentali, perché noi siamo tutta gente che lavora e purtroppo quando lavori c'è tanti problemi, tante fatica fisica e mentale, quindi c'è anche ora la Coppa Italia, siamo probabilmente un po' adagiati dopo il raggiungimento dell'obiettivo e ora affrontiamo domenica la Coppa Italia e poi col Sarzana la prepareremo come prepariamo tutte le partite, cercando di fare il meglio possibile come sempre. Allora, tutte le energie sono all'incontro di Coppa Italia, alla fine della Coppa Italia, in bocca al lupo per questa finale e poi vediamo come prosegue il campionato. Crepi, sì, e poi si continua per il campionato verso la strada per i playoff. Noi daremo battaglia fino alla fine a tutti, poi si vedrà in fondo chi la spunterà. Bene, grazie, ringraziamo Marco Bandieri, estremo difensore del Camaiore, aspettiamo qualcuno dell'HC, grazie.